Ma sì, so che ogni tanto escono magari considerazioni di questo tipo, bisogna sapere che ovviamente che siano amministrazioni locali, che siano provinciali, regionali o statali, fanno parte tutte, come dire, di un complesso istituzionale dove sappiamo che purtroppo in questo paese, ce lo dice l'Ocse anche ultimamente, il fenomeno dell'evasione fiscale è particolarmente elevato, addirittura più del 60% rispetto alla media OCSE. Non possiamo pensare che solo alcune parti dello Stato possa, come dire, intervenire in maniera adeguata rispetto a un fenomeno così diffuso come è in Italia, ma tutti i componenti dello Stato, compreso le amministrazioni locali, devono collaborare in qualche modo e sarebbe auspicabile che lo facessero proprio mettendo a disposizione banche dati che loro hanno e non altre,